Care cittadini, autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni, oggi celebriamo il 25 aprile, il giorno della liberazione, una data che segna la rinascita dell'Italia, il ritorno alla libertà dopo gli anni bui della dittatura e della guerra. Ricordiamo il coraggio di chi ha resistito, di chi ha scelto da che parte stare, di chi ha sacrificato tutto perché noi potessimo vivere in un paese democratico. Ma celebrare il 25 aprile non significa soltanto ricordare, significa anche porci delle domande. E oggi, forse più che in altri momenti, una domanda si impone con forza: siamo davvero liberi? La risposta non è semplice e non può essere retorica. Siamo liberi perché viviamo in una democrazia, perché possiamo esprimerci, votare, partecipare. Siamo liberi perché i diritti fondamentali sono riconosciuti e tutelati, ma questa libertà non è assoluta né definitiva. È una conquista fragile che va difesa ogni giorno. Guardando al mondo che ci circonda, vediamo conflitti aperti, tensioni crescenti, popoli che vivono sotto le bombe, diritti negati, vite spezzate. Assistiamo a uno scenario internazionale sempre più instabile, in cui il linguaggio della guerra torna a imporsi su quello del dialogo. Tutto questo ci riguarda anche da vicino, purtroppo, perché la libertà non è un bene isolato, è parte di un equilibrio globale che oggi appare incrinato. Allora la domanda diventa ancora più urgente: che cosa significa essere liberi oggi? Essere liberi non è solo non avere catene, è poter vivere senza paura, è aver accesso alle opportunità, è poter costruire il proprio futuro con dignità e anche sentirsi parte di una comunità che riconosce e rispetta i diritti di tutti, e questo vale qui, nelle nostre città, così nel resto del mondo. C'è poi un'altra dimensione della libertà, più sottile ma altrettanto importante, quella interiore e civile. Siamo davvero liberi se cediamo all'indifferenza? Se rinunciamo a partecipare? Se accettiamo che siano altri a decidere per noi? La libertà si svuota quando smettiamo di esercitarla. Il 25 aprile ci ricorda che la libertà è sempre una scelta che richiede responsabilità, coraggio ed impegno. Non è un'eredità da conservare in un mondo passivo, ma un valore da rinnovare continuamente. In un contesto internazionale segnato da conflitti e da spinte che potremmo definire guerrafondaie, il messaggio della liberazione acquista un significato ancora oggi più profondo. Non si tratta di fare paragoni impropri, ma di riaffermare con forza un principio: la pace non è debolezza, è una conquista. Il dialogo non è una resa, è una forma di alta responsabilità, e la democrazia è il terreno su cui questi valori possono crescere e devono crescere. Come comunità locale anche noi abbiamo un ruolo. Possiamo scegliere di costruire relazioni basate sul rispetto, di promuovere la partecipazione, di educare le nuove generazioni alla cittadinanza attiva. Possiamo contrastare l'odio, la disinformazione, la chiusura. Possiamo, tutti noi nel nostro piccolo, rendere la libertà qualcosa di concreto e condiviso. Alle giovani generazioni voglio dire: custodite questa eredità, ma non date per scontato ciò che avete. La libertà che viviamo oggi è il risultato di sacrifici enormi. Sta a voi darle futuro, attraverso l'impegno, la consapevolezza, la capacità di guardare oltre voi stessi. Trasformatele in partecipazione, in attenzione verso gli altri, in impegno civile. Anche nei piccoli gesti quotidiani si costruisce una società più giusta. E a tutti noi, come istituzioni, come cittadini, spetta il compito di essere all'altezza di questa eredità, di non accontentarci di una libertà formale, ma di lavorare ogni giorno per renderla reale, inclusiva, viva. Allora siamo davvero liberi? Lo siamo nella misura in cui scegliamo di esserlo, nella misura in cui difendiamo i diritti, pratichiamo la responsabilità, costruiamo la pace.
Il 25 aprile non ci consegna una risposta definitiva, ma una direzione. Sta a noi seguirla insieme. Viva l'Italia e viva questa comunità che anche ieri sera ha dimostrato con la marcia sulla pace che ha bisogno di ritrovare la barra giusta. Siamo arrivati 10 minuti in ritardo perché abbiamo voluto salutare una persona che è sempre stata vicina al fianco di tutti i sindaci, che è Arduino Nali. A lui va un grande applauso, spero che possa essere condiviso per ricordarlo. E sapete, ogni mattina apriamo il telefono, vediamo, ci comunicano cosa è successo qualche anno fa. E in queste foto che ho visto questa mattina volevo ricordare anche il dottor Paolo Ettore Forzato Arcioni, che è sempre stato un cerimoniale di queste celebrazioni, e la partecipazione di Gabriella Lopezzi. A tutti voi buon 25 aprile.